De che facevi l'obido? De che facevi come mestiere? Sui musician. Sei sorti de Naucella per... Sui sorti de... Oui, hai vissuto a Naucella un buon partito di Mabido, tutto il mondo fa diceva. Vostri parents erano de Naucella même? Meus parents, donc mamma è sortita de San Just, donc del Muli de Puech, che s'appelle, pizzute in diretto un Muli al bordo del Gifu, e mon padre è nascut a Segur, aquí. Sulle Vesu. E si sono trovati qui a Naucella, ero un impiegato di banco al credito agricolo di Naucella. E allora, così avete appreso a parlare la lingua come può? Allora, io l'ho preso alla scuola, tutto. L'ho usato forse all'hostal, perché non all'hostal dei miei parenti, ma all'hostal dei miei grandparenti, a San Just, giustamente, al Muli, qui. Ma l'ho veramente appreso alla scuola. A partire del liceo ho fatto l'opzione occità al bachillerato qui. E appresso ho fatto i miei studi a Toulouse in occità. Ho cominciato per una storia dell'arte e appresso ho passato all'occità. Eri al Miral, all'Università del Miral a Toulouse. Ma la lingua l'ho forse usata. Donc di ma sono dei miei grandparenti qui e quando l'ho preso al liceo era come se era tutto qui, infatti si faccia in qualche ore di corso qui che la parlavi quasi correntemente tra la debutò allora che la parlavi pas di tutto avanti. E per voi era una curiosità di così? La lingua occitana? Beh, hai tutto un fugari curioso di ciò che si diceva all'hostal, infatti parlavo questa lingua, era tutto qui la lingua, entre i miei grandparenti, gli amici che venivano, la famiglia, ma qui, ma jamais s'adressava pas a io in occità, donc spero che il n'y a pas eu trasmissione, la comprendo un bucine, ma pas stancaco, mi mancava forse vocabulari, sai pas la grammatica della lingua che avevo pas, donc per comprendere, avevo pas la clau per la comprendere ni mai per la parlare. E anche la clau l'ho avuto donc al liceo a Rodez. E bon. Ero magico con una clau che duriva la lingua. Lo sapete scrivere? E lo sapevo scrivere perché l'ho studiata presa all'università e donc conosci la grafia. Fau de fotos, quand même, so passe lo menu la dictata occitana cada anno, ma bon, fau ciò che può dire. E l'apprentissage era easy per voi o? L'apprentissage al liceo? Oui. Giustamente in conoscere un po' la fonetica da coreografia normalizzata, hai cominciato a leggere la lingua e come se era tutto qui, infatti. Ero esito. La prima professora che ho avuto è Regina Rigal, che si appella, che insegno a Marsigliac, mi sembra, ero al liceo Foscia all'epoca. E ora si insegna la lingua doc? E ora si insegna. Di Pinau, che ne pensate di tutto questo? Beh, forse plau, noi facciamo su una scuola bilingue di Rodez. E pensi che sforzo plau, di sicuro, in questo momento parlando da perché che era storia di immersione, giustamente, che la Costituzione, che storia di Costituzione che fa un momento che ne parlano, perché io quando giustamente ero all'università a Toulouse, militavo in per cambiare che era l'articolo 2 della Costituzione, perché all'epoca aveva la questione della ratificazione della Carta delle lingue regionali in Europa qui. E donc l'articolo 2 faceva barazze di questa epoca. Donc mi souveni che è stata una questione bella anche l'articolo 2. Che fu 25 anni che ne parlano. E donc Dieu è importante, no, di affirmare la nostra volontà di parlare che la lingua che ha invece di morire, in caro, mi sembra. Una ricchezza. E così sei venuto alla canzone e alla musica? E beh, giustamente, quando eri all'università,
come tout le monde, hai fatto de serados festezantos, aquí serados estudiantos, e nosaltres entre estudiants a Occità nos trobaven suben al Casal Català, que s'aperava, que era endreç, que aquí facien de serados de festo e poi cantaven de cançons en Occità, e après com aquò a cantar en bel monde. Tutto un po' cantato, ma per cantare la lingua ero anch'io. E eres numerosi in los curses? Di los cursi d'Occità eren aquí ero lettre moderno, opció langue e cultura regionale, e abbiamo la nostra classe, e abbiamo, sai pas, eren une decenata più pres, pas mai, ouais. Eren pas nombroses. E venio de tout le Redoual de Toulouse? Ouais, mi sunt Pirineus o de l'Academia de Toulouse plus leu, perché io abbiamo també, mi sembra, la mateixa causa vers Montpellier, Pau de l'altre costat també, Bordeaux, Bereu, sai pas. E n'hi havia da Bairun in tua classe? Da Bairuneses, no, n'abbiamo no, n'abbiamo pas, mi sembra pas, no, mi souviens pas, no. E lì sul ne abbiamo un che veniva dei Palio e Pau, giustamente, che parlavo da scuola. Denis Saro, che sapeva, che è il giornalista francese Saro. E abbiamo lo Languedocia, abbiamo lo Gascou, abbiamo tutto la semaine d'Occità. All'università facevamo un po' di cada dialetto. Abbiamo un corso che ero sus acco, sus los differents dialectes. Me souviens que aviam un texte, lo mateix text escrit din, sabis pas, cantes dialectes diferents, mais n'hi havia força. E donc hi havia un curs sus acco, mas l'ensenyament general era fatto in lingua d'Occità per nosaltres. E avete travaillé? Ouais. Gourc? Javier Gurk, la hi ha hagut aquell, i hi havia la miolo, que era pelat, la muela, que s'appelava Xavier, també, mi sembra, no? Oui. Xavier la muela, era in català, era meravigliós perquè ell parlava totes les llengües romanes, no semblava que parlava totes les llengües romanes amb els dialectes també diferents de per tot. Facevo pas tant que com, ma en fi, era impressionant, no? Parlavo català, castellà, roman, italià, occità della ballada del Piemont, occità le musique, occità partout. Et pertu l'occitan est plus là où une base d'est ou une biais de vivre al país ou Per io è un biais de sentir il paese, enfin pas de sentir que il paese, de sentir la vida, infatti, de sentir il mondo, de sentir il mondo, las personas, il mondo in generale. E ho visto també sulla storia del mondo e il camí que pren les causes. Donc, és com, sabes, en fotografia de filtres de color, tot això és un filtre per la vida, aquí mi sembra també. Donc és important de conservar això, perquè aquí és una diversitat e diguem pas la mateixa causa dins una llengua o dins una altra, és per això que hi ha pas de jerarquia de llengua, quel que sia. Même se és una llengua tsubo, un biello, poi importa, una lingua és una lingua. E mestrecciato l'inglese també? Lo mestreccipas, ma bon, lo parlia più presso. Men sorti dell'inglese, che dei cops avevano scasenza da andare a giocare all'estraniera, allora che un po' parlare la lingua inglese, perché è un po' una lingua che tutto il mondo conosce più presto dappertutto in Europa. Pertu, quelle langue est la langue d'un militant particulier, social, ou pas? La lingua occitana? Non pensi pas che è un militant particulier, perché il y a un militant social, oui, vuol dire, social. Non pensi pas qu'il y a des mondes del peuple, del monde bon, après, ça y pas, c'est une langue à faire la différence entre
entre les classes sociales, mais de segur, en tout cas, il y a eu quand même segur une... le fait que la parla menys és per justament de rasos socials quand même. Quand le monde ha volgut celebrar a París e tot això, pensi que han volgut fa un traccia aquí sulla lingua occitana per pas passar per des mondi de la ruralitat o tot això. Donc se sono un po' eloignat de la lingua, mais mi sembra che hi ha des mondi de cada classe sociale que parlen la lingua encara. Aquí, même des politiques électriques comme Jean Lassalle ou François Bayrou et tout à coup. Paul Moulac, en Bretagne. Di la causa del testo di tas cançó, has d'autor que preferes? Mi piace Jean Boudou, forse Jean Boudou, e le cite Jean Boudou quand elle est justement à l'université, et malgré cette force. Donc, hai l'impression de pas avoir besoin d'anar a cercar un peu més lluny les paraules per les cançons. Hi ha un enfargui també, de fer de paraules, mas és surtout la poesia de Boudou que m'inspira de melodies, perquè hi ha déjà un peu de musique aquí dins l'escriptura de Boudou. Il y a des notes de los muts aquí, des mélodies que se dessinent tout sola, mi sembra. Il y a une rythmique, une musicalitat també dins le placement de les consonnes aquí de l'escriptura de Boudou. Donc, la musique que ben sur un poème de Boudou, és com si era tot son aquí també, mi sembra, un peu de dins. Même si podem fer un film de melodies diferents sur le même poème de Boudou, perquè n'hi ha hagut, per exemple, força versions de Son de Fiera ou de poèmes com a tal. Mais ouais, il y a une qui compte d'Aïsit, d'évident, dins aquell camí de farga de musique sur la... Et per la musique, prengueres des curses ou... Non, pas jamais. Ou routinier? Eh bien, il y a presque comme quoi, ouais, tout est saoul, et à mes amis, c'est à cantar masse, qui est, j'aime pas, ouais. Nous, il n'y a pas jamais presque des courses. Instrument? Maîtrise pas Paris. Canti sur tout, mais la maîtrise d'un instrument est jamais acquise, c'est un travail de toute une vie. Que si hago le cant, que si hago la guitare, fa un po' de percussion també, mais bon, hi ha tot un de treball per podem pas dir que mestrejam un instrument. Mestrejam pas nosaltres, alors l'instrument encara més difícil. Donc, mais suis curieux, donc vau cercar els instruments un peu de per tot dins el món e vau assaggiar de m'inspirar de la sonoritat per fargar de causes.